Come è iniziato tutto? Qual è la tua storia? Ma mi chiamavano Jamie il carburatore, poi ci ventissi cantiere Joe Pissone. Questione di ricambi, non lo so il perché. Comunque io ero l'infiltrato numero uno al mondo. Ma chiamavano sempre te per fare queste operazioni? Eri Se, sempre tu quello e che... sei mattina, squillavo il telefono. Pronto? Ci servi per un'operazione? E io mi avevo visto veloce a fare un caffè, a colazione, a frittatina e correvo in centrale. E a così ho cominciato a fare infiltrazioni tipo per tutte quelle supermercati, superstore, facevo anche antitaccheggio. Questa è la mia gavetta, fece la carriera. Ma quindi tu eri da solo? Non avevi mai supporto E chi di faceva? nessuno? Tutte cose io facevo. Ma fui con nascosto stavo io. Poi correvo, mi canciavo e facevo l'infiltrato. Poi montavo i microfoni. Poi i telecamere.